Lucio Taschin, coordinatore del CONI nella provincia di Rovigo, e un incontro a taglio di po' particolare con tutti gli amministratori. Qual è il focus di questo incontro, Presidente? Lo scopo è proprio semplicissimo, perché noi come CONI abbiamo sostanzialmente due figli, no? Uno è il mondo delle SD, le associazioni sportive dilettantistiche, e gli altri sono gli amministratori, e diciamo informarli, tenerli insieme, creare una rete, parlare di dove sta andando il mondo dello sport è fondamentale. Nasce da una convention che facciamo tutti gli anni, e alla fine di novembre, nel caso specifico del 2025, adesso stiamo continuando sul territorio a tenerci uniti, a parlare di sport come elemento trasversale della politica anche di un'amministrazione. Ecco, lo sport, importanza sociale, eccetera, però si scontra anche con fondi, economie, eccetera. È uno dei focus e anche degli scopi di questo incontro? Sì, è uno dei focus, perché sostanzialmente alla fine ci sono due problemi: uno avere gente e l'altro avere soldi. Questo si fonda un pochino all'esistenza del mondo sportivo. Sul tema dei soldi oggi bisogna avere a che fare non con quella forma di dire non ce ne sono e quindi non fare niente, ma cercare di ottimizzare, ecco perché il discorso della rete è molto importante, anche le richieste, i progetti, le attenzioni, le sollecitazioni, affinché l'impiantistica sportiva sia adeguata con il mondo che sta cambiando, ma cambia tutti i giorni da questo punto di vista. Ecco, può essere questo volano sia per l'economia e soprattutto anche per il turismo, visto che parliamo sempre di una vocazione turistica di questa provincia che non decolla, però lo sport potrebbe essere un volano. No, lo sport deve essere un volano, cioè lo sport è trasversale: economia, turismo, cultura, sociale, cioè l'amministratore che interpreta questo tipo di situazione in modo pratico ha capito tante cose, e proprio tra l'altro in una zona come questa che ha grandi ambienti naturalistici, spazi e anche nicchie di attività molto particolari, lo sport può veramente fare la differenza. Bisogna però avere un po' l'idea concreta, pratica, e metterla a terra quanto prima. Grazie.